Buongiorno a tutti, con questo videomessaggio porto i saluti dell'intera amministrazione comunale del comune di Castelfranco Veneto, ringrazio il direttore della biblioteca, il dottor Matteo Melchiorre, nonché l'ospite, il dottor Mauro Pitteri, storico, insegnante e scrittore, per la partecipazione a questa iniziativa. Ringrazio altresì tutti gli istituti scolastici che hanno inteso aderire a questa iniziativa voluta con il coinvolgimento proprio degli stessi per dare la possibilità agli studenti di conoscere un grande esempio di ragazza, di donna, di giovane studentessa tenace e determinata. L'amministrazione ha ritenuto opportuno inserire nell'iniziativa di marzo, il mese per le donne, la presentazione del libro La giovane Tina Anselmi, edito per l'appunto da Mauro Pitteri, per omaggiare la figura di Tina Anselmi. Tina Anselmi è stata una ragazza, una donna, è colei che ha pagato il prezzo di essere donna in anni in cui la società era fortemente maschilista. Tina Anselmi è anche una figura straordinaria, un gigante della politica e del sindacato. Da parlamentare, infatti, ha fatto approvare nel giro di pochi anni una legge rivoluzionaria che stabiliva la parità di stipendio tra uomo e donna. Da ministro, poi, tra l'altro prima donna ministro della Repubblica, ha dato vita al sistema sanitario nazionale, un'autentica, possiamo dire, rivoluzione copernicana nella sanità. E se in Veneto quindi oggi possiamo vantare una sanità universale e di eccellenza, lo dobbiamo anche a lei, al suo impegno politico e da politico e sindacalista. Pertanto io vi ringrazio ancora, vi saluto e auguro a tutti voi un buon lavoro e una buona visione. Buongiorno, ringrazio l'assessore Roberta Garbuio per le sue parole e anche per aver sostenuto questo incontro con il professor Mauro Pitteri che è qui con noi per parlare di Tina Anselmi. La giornata che abbiamo scelto non è casuale perché oggi è il 25 marzo e come sappiamo Tina Anselmi nacque il 25 marzo 1927. Noi peraltro ci troviamo in una sala della biblioteca che è la sala Tina Anselmi, che abbiamo voluto dedicare proprio alla memoria di questa illustre concittadina, e il motivo di questo incontro che abbiamo deciso di proporre a voi è questo sostanzialmente: parlarvi di una donna, Tina Anselmi, castellana, che fu protagonista di una delle più importanti protagoniste del Novecento italiano, del secondo Novecento, e focalizzare un po' l'attenzione tra le molte possibili ragioni di approfondimento della sua figura sulla giovane Tina Anselmi. E proprio per questo ci siamo rivolti a Mauro Pitteri, che tra l'altro è autore di questo libro del 2018, La giovane Tina Anselmi, dalla resistenza all'impegno sindacale e politico 44-59, che è costruito con 100 quadri, per così dire, ognuno dei quali affronta uno degli aspetti o delle vicende relative alla vita di Tina Anselmi giovane. Ragione per cui la prima domanda, Mauro, che io vorrei proporti è proprio questa, e riguarda il tema della giovinezza, e cioè che ragazza era Tina Anselmi, quale fu la sua formazione? Innanzitutto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. La giovane Tina è una ragazza che vive a Castelfranco in una famiglia abbastanza vivace, perché il padre lavora in farmacia ed è un socialista, tant'è che i fascisti lo tengono d'occhio e quando c'è qualche manifestazione lo isolano. Mentre la madre è cattolica, frequenta la parrocchia. La nonna gestisce un'osteria e lei ci racconta che spesso, quando era ancora studentessa, andava a studiare in osteria in mezzo a tutta la confusione che c'è in questi ambienti. Le elementari, lei ha un bellissimo ricordo della sua maestra, e se noi andiamo a leggere la sua pagella notiamo che i voti più bassi li ha nelle materie tra virgolette femminili, come era all'epoca lavoro donneschi, religione.
La sua maestra non era fascista e si vestiva di nero proprio per protesta e si rifiutava di insegnare educazione fisica perché imposta dal regime. Ha delegato l'insegnamento dell'educazione fisica alla Tina. Tina, che non è un diminutivo, è il nome della cagnolina che aveva il papà, a cui era molto affezionato, e così ha chiamato la sua prima figlia, Tina. E lei ha fatto sport e negli anni del fascismo, con questo cliché femminile, già dimostra di essere abbastanza, tra virgolette, emancipata. Faceva lancio del giavellotto e poi ha giocato a basket. Quando si è trattato di andare alle scuole superiori, ha scelto di andare all'Istituto delle Suore Dorotee a Bassano, al magistrale, perché fin da subito la sua intenzione era di fare la maestra elementare. Poi ovvio frequentava l'Azione Cattolica, anche se le ricerche che ho fatto io non ho mai trovato lei tra quelle che hanno vinto premi, partecipavano a canti. Ci andava perché ovviamente quello era l'unico punto di aggregazione durante il fascismo che non fosse le attività organizzate dal regime. E quindi la Chiesa cattolica aveva questo compito, soprattutto femminile. Teniamo conto che fino al 1945 le donne non avevano diritto di voto, quindi non esistevano organizzazioni femminili di tipo politico, esistevano solo di tipo culturale, e in questo la Chiesa cattolica era abbastanza avanti. Poi il cattolicesimo veneto è un cattolicesimo che all'inizio non definirlo antifascista forse è un po' troppo, ma certamente afascista. Certamente qui in Veneto il clero non ha avuto nei confronti del regime l'adesione che magari c'è stata in altre regioni d'Italia. Sto parlando dei parroci, di chi vive in campagna, di chi è in contatto con la gente. Ecco, questo è un po' l'ambiente che l'ha cresciuta, e anche tenendo conto che a Castelfranco c'era una personalità importante per la vostra città come Domenico Sartor, che lei ha conosciuto, e anche lui veniva spesso arrestato perché notoriamente antifascista. Ecco, Sartor, che ha una visione abbastanza internazionale, perché è una cosa rara, ha messo in contatto questi giovani con il cattolicesimo francese, che negli anni 30 era quello più avanzato a livello europeo. Ci sono nomi importanti e che magari adesso non ricordiamo più, come Mounier e Maritain, ma che hanno avuto un grosso peso nella formazione culturale di questi giovani, e Sartor ha fatto un po' da tramite. Ecco, direi che questo è un po' il quadro fino a quando lei non va a Bassano a frequentare le scuole Dorotei. Quindi una vita spensierata. L'estate le faceva a Narni, anzi lei ha scritto dei libri per bambini e adolescenti dove racconta della sua infanzia a Narni, dei giochi che faceva con il suo fratello Piero, che purtroppo è morto nel 1941 di peritonite, e però da bambina e con lui queste scampagnate, ci racconta di come era in coda a Narni per prendere la fontana e si arrabbiava se le donne più grandi la superavano nella fila. Quindi un carattere abbastanza vivace, e per essere in un ambiente cattolico che abbiamo questo cliché chiuso, ecco, insomma, lei non faceva le campagne per la purezza come le altre sue coetanee, lei preferiva andare a giocare a basket e tirare il giavellotto. Bene, e quindi arriviamo a un momento molto importante poi nella vita di Tina Anselmi. Pensate che aveva 17 anni, quindi grosso modo l'età dei ragazzi che ci stanno seguendo e dei nostri studenti, e come per tantissimi altri ragazzi e ragazze della sua generazione, la seconda guerra mondiale, la guerra civile, la resistenza furono momenti importanti nella sua vita. Io quello che volevo chiederti è fondamentalmente questo: quale fu la resistenza di Tina Anselmi, come si avvicinò al movimento? E tra l'altro prima hai accennato già rapidamente a Bassano, che è una città in cui Tina Anselmi ha visto qualcosa che l'ha molto avvicinata, diciamo, o sensibilizzata in una direzione precisa. Sbaglio?
No, esatto, cioè devo dire che già c'era una propensione perché gli ambienti che frequentava lei erano questi dell'Azione Cattolica e c'era un bravo assistente che aveva cominciato a porre delle domande soprattutto sulla eticità dello Stato, che è il cardine del fascismo, e come questo contrastasse con i principi del cristianesimo. Però c'è un episodio, l'episodio è quello famoso degli impiccati di Bassano, e le truppe, i tedeschi e le truppe della Repubblica Sociale Italiana hanno fatto un rastrellamento sul Grappa, ma lì si hanno fatto anche una resa dei conti, hanno catturato dei giovani che probabilmente non c'entravano neanche e hanno deciso di dare un'azione terroristica agli abitanti di Bassano e del circondario, impiccandoli sulla via pubblica, ma questo non è stato sufficiente per i tedeschi e hanno deciso di far assistere all'impiccagione a tutti i ragazzi e i bambini delle scuole. Quindi anche la classe di Tina Anselmi è stata portata a vedere questo rito macabro. Ma la cosa più tragica è che tra le compagne di classe di Tina c'era una sorella degli impiccati. Quando sono tornati in classe, il loro insegnante di filosofia, che era un sacerdote, ha iniziato un dibattito e lì lei ci racconta che c'è stato uno scontro tra queste ragazze, perché alcune erano contrarie a quello che hanno visto, altre invece, e sono le figlie dei gerarchi, le figlie di fascisti, erano convinte che era stata una cosa giusta perché questi erano banditi e come tali andavano giustiziati. Addirittura lei dice che sono anche venute alle mani. È lì che è cominciata Tina a chiedersi come dovesse schierarsi, che parte prendere in quel contesto. La discussione è continuata una settimana dopo in ambienti cattolici e quindi comincia a essere un antifascismo che ha una motivazione più morale che politica, perché queste ragazze politica non l'hanno mai fatta, sono nate durante il ventennio, però da quel punto di vista si trattava di stabilire se eravamo di fronte a un atto moralmente lecito, cristianamente lecito, e la risposta è stata no. Poi l'occasione con cui lei ha partecipato attivamente alla resistenza è diventata la staffetta Gabriella, il nome l'ha scelto per l'arcangelo Gabriele, quindi l'annunciazione, la staffetta, gli è venuta una sua amica e bisognerebbe fare un passo indietro. Con la guerra le donne hanno sostituito gli uomini in fabbrica. Una maestra di Castelfranco si è preoccupata della moralità di queste donne perché è un fatto assolutamente straordinario e per loro organizzava una sorta di biblioteca circolante. 2 volte a settimana offriva alle donne che uscivano dalla fabbrica, la fabbrica di munizioni e Larnati, offriva delle letture. Ecco, Tina e la sua amica Marcella Dallan andavano ogni giorno alla libreria Marton a Mogliano, ogni giorno 2 volte a settimana, e portavano questi libri per le donne. Quindi c'era già un contatto col mondo del lavoro femminile. Ecco, è stata Marcella, che aveva il fidanzato già nella Resistenza, che su incarico di Gino Sartor, il fratello di Domenico, che era il comandante della brigata partigiana qui a Castelfranco, la Cesare Battisti. Dunque Marcella, su incarico di Gino, ha chiesto alla Tina 17enne se si fosse sentita di fare la staffetta partigiana. Lei ha detto di sì immediatamente e da quel momento ha cominciato a partecipare alla Resistenza. Ecco, le sue operazioni lei ce le racconta, anche qui le racconta un po' con un contorno di favola perché ha scritto un libro per i nipoti che gli chiedevano zia cos'è la Resistenza, anche questo è un libro che si trova e l'ha fatto in modo da adattarlo alla lettura di ragazzi delle medie. Però lei ha partecipato ad azioni di sabotaggio perché Castelfranco è un importante snodo ferroviario, le prime azioni di questi partigiani era di far saltare i binari per impedire ai treni di rifornire le truppe tedesche. Ecco, durante le lunghe notti che passava
per attendere il momento opportuno a far brillare la carica esplosiva, avvenivano discussioni tra questi giovani e c'era un carmelitano antifascista veneziano che avevano mandato via dalla diocesi, che partecipava con questi ragazzi, e lì hanno cominciato anche per la prima volta a parlare di politica. E il riferimento erano le idee ricostruttive di De Gasperi. So che magari molti ragazzi non sanno chi è De Gasperi, ma è stato il primo presidente del Consiglio italiano dopo la liberazione, e in quegli anni là stavano fondando questo partito di ispirazione cristiana che si chiamava appunto la Democrazia Cristiana. Poi lei ci racconta episodi molto gustosi su... Vuoi accennarcene uno? Sì, quello più gustoso è che lei a 17 anni, con l'incoscienza ai 17 anni, gli hanno dato una radiotrasmittente da portare al comandante dei partigiani che era nascosto in una filanda a Galliera. Però lei voleva anche essere puntuale a scuola. Fa l'autostop a una camionetta ai tedeschi. Sale sopra questa camionetta con la radice trasmittente dentro e i tedeschi la accolgono ben volentieri. I soldati sono uguali in tutte le parti del mondo. Una bella ragazza chiede autostop, la carica. Quando arriva vicino a Cittadella per scendere, che deve consegnare al partigiano che l'aspettava questa radio, il partigiano la vede con i tedeschi, credendolo catturata, scappa via. Poi ce n'è un altro molto gustoso che lei racconta quando si tratta della liberazione di Castelfranco. Lei dice che ha partecipato alle trattative assieme alla sua amica che faceva da interprete perché sapeva il tedesco. Lì ovviamente è clandestina la partecipazione alla resistenza, quindi in famiglia non sanno niente. Quella notte il padre esce per cercare la Tina che non la trova. Nell'ombra lei vede questa figura, punta la pistola sulla schiena e lo porta dentro al comando. Quando arrivano là, i suoi amici partigiani scoppiano in fragore di risate perché la figlia aveva arrestato il papà. Ecco, questi sono quelli che poi lei non racconta, quelli più tragici. Certo. Quello più tragico è perché avevano ottenuto dal comando tedesco di Castelfranco che i tedeschi si sarebbero allontanati senza fare rappresaglie purché i partigiani non li attaccassero. Però purtroppo stavano venendo dall'Italia centrale le truppe della Wehrmacht in ritirata e proprio a Castello di Godego hanno compiuto l'ultimo eccidio dei tedeschi in ritirata. E Gino Sartor ha bisogno che gli alleati arrivino il prima possibile e incarica proprio Latina di andare incontro agli alleati per far loro da guida. E quindi la caricano, quando raggiunge gli anglo-americani la caricano sulla torretta di un carro armato e dalla torretta del carro armato lei indicava la strada più breve per arrivare a Castelfranco e por fine a questi eccidi che stavano perpetrando i tedeschi in ritirata. Bene, direi è molto significativo tutto quello che ci hai raccontato. Tra l'altro, proprio su questo proposito, in un altro tuo fascicolo, insomma, no, che mi hai consegnato questa mattina, sempre dedicato a Tina Anselmi, parlamentare per le donne, questo è un po' il tema di questo fascicolo. C'è una bella foto del 4 maggio 45, piazza di Castelfranco, i partigiani consegnano le armi agli alleati e c'è proprio Tina Anselmi al centro di questa foto. Questa foto ci porta nell'immediato dopoguerra, quindi nel 45, quando Tina Anselmi ha soltanto comunque 18 anni e inizia intraprende con più decisione un'altra parte del suo impegno politico, che è quello nel campo sindacale, e avvicinandosi soprattutto al mondo delle filande e delle filandine. Uno dei quadri raccontati da Mauro Pitteri nel suo libro, c'è questo bellissimo racconto di Tina Anselmi che si sposta in bicicletta per andare a conoscere queste situazioni e per decidere quale strategia adottare per venire incontro a questa situazione. In che cosa consistette, ti chiedo dunque, questa parte dell'operato di Tina Anselmi? Dunque anche qui gli chiedono, e probabilmente gliel'ha chiesto Domenico Sartor, gli chiedono di
fare qualcosa per le donne delle Filande. Allora, la provincia di Treviso era già povera per conto suo, quindi possiamo immaginare quale situazione devastante ci sia stata qua nei mesi successivi alla guerra. E doveva ripartire tutta la filiera del bacco da seta. Nelle Filande si separavano i bozzoli dalla crisalide e si cominciavano a ottenere i fili per poi avere il tessuto. È un lavoro femminile, è un lavoro stagionale e femminile, solo che non esisteva praticamente alcuna organizzazione sindacale. Noi venivamo dal fascismo, dove i sindacati praticamente non esistevano, o meglio esisteva un sindacato, ma era un sindacato di regime. Ora, proprio il fatto che fossero donne e che fossero soprattutto dislocate queste filande nei centri minori della Castellana ha fatto pensare a Tina Anselmi come quella che, cominciando anche nel frattempo a fare l'università alla Cattolica di Milano, anche se ci andava solo per fare gli esami, hanno affidato a lei il compito di organizzarle. Si trattava di cominciare da zero, perché non c'era la minima cultura sindacale, quindi queste donne erano alla mercé dei proprietari delle filande, che le sfruttavano in un modo quasi schiavistico. Ore lunghissime di lavoro, retribuzione bassa, ancora più bassa di quella degli uomini, questo è un suo cavallo di battaglia, come vedremo dopo, e soprattutto condizioni in cui nessun diritto era garantito, neanche quello di percepire il salario pur basso a cui queste donne avevano pur diritto. Ecco, si trattava di convincerle, di organizzarle, di far loro capire che unite avrebbero ottenuto qualche cosa di più, di farle iscrivere a quella che era la corrente cristiana della CGIL. Anche qui sono cose che magari per i ragazzi suonano lontane, ma appena finita la guerra il sindacato era ancora unitario, CGIL, Confederazione Generale Italiana Lavoratori, solo che il suo interno si articolava in tre correnti: una cristiana, una comunista e una minoritaria, laica, ma le due principali erano quella cristiana e quella comunista. Ecco, il settore tessile a Treviso era in prevalenza organizzato dalla corrente cristiana della CGIL, che è un po' l'antenata di quella che negli anni 50 sarà la CISL, la Confederazione Italiana Lavoratori, Sindacato Lavoratori, che è ancora oggi quella che conoscete e che vediamo quando si tratta di manifestare. Dunque lei andava e le organizzava, cercava di strappare non tanto un aumento di salario, ma proprio l'apertura delle filande, proprio la garanzia dei posti di lavoro, perché i filandieri nel momento in cui c'era una crisi chiudevano per ristrutturare, per risparmiare sul costo di lavoro. Poi il settore della seta stava andando in crisi perché era stato tenuto in piedi dal corporativismo fascista, ma adesso doveva entrare nel mercato internazionale e la concorrenza della seta orientale era forte, anche se a Treviso avevamo una grande tradizione. Se i ragazzi fanno un giro attorno al nostro territorio troveranno parecchie filande dismesse o destinate ad altro uso. 7.000 erano le filandine nella sola provincia di Treviso e molte di queste erano anche le uniche che in famiglia lavoravano. Dunque il loro salario serviva non tanto a loro ma a mandare avanti intere famiglie che nell'immediato dopoguerra non trovavano lavoro. Questa era la sua attività principale e poi lei andava a discutere con i filandieri perché le donne avevano paura di perdere il posto di lavoro, avevano paura che il padrone se la prendesse con loro, che le punisse, che dasse loro multe. È stata una situazione difficile e soprattutto il 46 lei indica come l'anno che l'ha effettivamente formata, perché nel 46 che ha fatto le battaglie più grosse, ad esempio a Ramondi, non so mai se si dica Loria o Loria, correggi? Loria. Sì. A Ramondi Loria ha occupato una filanda perché il padrone non voleva riaprire e allora ha organizzato una novantina di filandine, sono entrate in filanda e hanno iniziato la produzione
con le bacinelle per i bozzoli che servivano a separare appunto la crisalide dal filo. È una delle primissime occupazioni di fabbrica fatte nell'Italia del dopoguerra. Per questo è stata anche arrestata, è stata portata a Treviso ed è stata liberata da una carovana di donne guidate dai due preti che con carri e buoi sono andate fin sotto la prefettura a quasi ordinare al prefetto di rimettere subito in libertà la giovanissima Tina Anselmi. Ecco, questo è stato un po' il suo campo di battaglia, il suo terreno principale, anche se lei di queste cose parla pochissimo. Quello che vi ho appena detto è raccontato dai suoi amici sindacalisti, soprattutto da Lorenzo Cadamuro, che è scomparso da poco, che ha conosciuto anche lui giovanissimo Tina Anselmi in quegli anni e con lei ha combattuto queste battaglie assieme a un'altra grande donna veneta. Questa l'abbiamo ancora per fortuna e stiamo dedicandole un lavoro, che è la Francesca Meneghin di Vittorio Veneto, anche lei impegnata nel tessile e tra le prime organizzatrici dei movimenti sindacali femminili. Ottimo. Sì. Senti, a un certo momento poi il percorso, diciamo, di Tina Anselmi entra nella, consentimi questa semplificazione, insomma, Sì. della grande politica, Ecco. fa, diciamo così, no? Fa questo salto e inizia dunque un suo impegno, perché anche questo è uno dei temi su cui volevamo chiederti qualche cosa quest'oggi, anche sul tema delle donne, e cioè con la partecipazione di Tina Anselmi al movimento femminile democristiano e poi un'attività legislativa sul punto delle donne, alla quale Tina Anselmi prestò molto impegno e molta attenzione. Ecco, vorrei chiederti qualcosa su questo Sì. passaggio, insomma, Certo. da un lato di Tina Anselmi al Parlamento, in sostanza, e a quello che lei ha fatto per le donne, come mi dicevi prima, chiacchierando, no? Che lei preferiva parlare di società, giusto? Certo. Allora, innanzitutto questa cosa gli viene dalle sue esperienze giovanili, cioè per esempio ci racconta che già alle elementari si rendeva conto che molte delle sue compagne di classe erano in 50 che frequentavano la scuola elementare nella sua classe, venivano bocciate perché costrette a lavorare in campagna, nella stalla. Quindi una sensibilità per questo tipo di tematica c'era fin da subito. Devo dirti che proprio con quello che allora era il sindacato tessile della corrente cristiana della CGIL, scusate, che poi diventa CISL, per la prima volta si parla in Italia, e siamo nel 46, di ottenere la parità salariale tra uomini, anzi diciamo maschi, perché tra maschi e donne. E questo è il tema costante di tutta la sua attività. Già nel 46 questo era evidenziato. È perché, cari ragazzi, e soprattutto care ragazze, si riteneva che le donne dovessero guadagnare di meno perché producevano meno degli uomini, anche in un settore come quello tessile, dove invece è l'esatto contrario, perché una donna nel settore tessile produceva certamente di più di un maschio, eppure percepiva un salario inferiore. Ecco, quindi questa sensibilità gli deriva proprio dalla sua aver fatto la sindacalista. Come arriva lei in Parlamento? Ecco, teniamo conto che la fortuna sua è stata di avere 17 anni quando viene approvata per la prima volta in Italia la legge che dà il voto alle donne. Perché prima, quando le donne non votavano, è un po' come accade per i ragazzi di 16 anni oggi, non votano e quindi non hanno tutta l'attenzione politica che meriterebbero. La stessa cosa accadeva alle donne, non votavano. Nel momento in cui le donne votano, allora i partiti cominciano anche loro a preoccuparsi e a darsi l'idea, un movimento femminile, soprattutto le sinistre, però anche la Democrazia Cristiana. Ecco, lei entra quasi subito dentro il movimento femminile democristiano ed è lì che fa il suo percorso politico.
ci racconta di quando è a Roma, quando si parla della legge Merlin, quella che chiude le case chiuse, scusatemi questo gioco di parole, dove l'obiettivo principale era la tutela e la salvaguardia della dignità della donna, ma attenzione, della donna come persona, cioè salvare la dignità della persona, di tutte le persone, e quindi anche della donna. Ecco, la sua attività parlamentare viene eletta proprio nella circoscrizione Venezia-Treviso nel 68, quindi nel 68 per la prima volta entra nella Camera dei Deputati. Le prime cose che lei fa, ecco, dicevamo prima, la tutela della donna passa attraverso una riforma della società, cioè la prima cosa, l'idea di famiglia, come difendere la famiglia. Ebbene, dal punto di vista cristiano è ovvio, però lei non lo fa solo dal punto di vista cristiano, ma anche con un atteggiamento molto laico. Per esempio, le sue prime proposte, riforma fiscale per agevolare quelle donne che lavorano in casa. Attenzione, lei chiama lavoro domestico e lavoro extradomestico, entrambi dignitosi. La donna deve poter scegliere se fare il lavoro domestico o quello che lei chiama lavoro extradomestico. Per chi sceglie il lavoro domestico, assegni familiari, un fisco che tuteli le famiglie che hanno solo il reddito del marito, ma soprattutto, e questa è la prima grande battaglia, le donne devono lavorare anche quando sono madri. Purtroppo, e purtroppo alcuni lo fanno anche adesso, meno per fortuna, i datori di lavoro facevano firmare in bianco una lettera di dimissioni alle ragazze perché nel caso in cui si sposassero o intendessero avere dei figli le licenziavano. La tutela del lavoro femminile parte dalla tutela delle donne che vogliono anche essere madri. Allora, siccome lei si è battuta molto per queste tematiche e c'erano vari disegni di legge presentati da donne di vari gruppi politici, a lei affidano l'incarico di coordinarle tutte in un unico testo. Ecco, il primo testo importante a tutela del lavoro femminile e soprattutto a tutela delle lavoratrici madri, che inserisce un elemento che prima non c'era: l'astensione facoltativa. Adesso non so, i ragazzi queste cose qui magari non le sapete, però comunque è importante che sappiate che fino a non tanto tempo fa, ma fino a fine degli anni 60, una donna che decidesse di avere figli rischiava di essere licenziata o di non fare carriera nell'ambiente lavorativo che aveva scelto, o di preferire il lavoro a domicilio, più comodo quando si hanno figli, ma meno tutelato e più sfruttato. Ecco, sono queste le cose che nella sua prima legislatura lei vuole combattere, e la legge la ottiene soprattutto l'astensione facoltativa, non solo quella obbligatoria dei primi mesi di allattamento del bambino, ma quella facoltativa per 6 mesi, e soprattutto il diritto delle donne di stare a casa se il bambino si ammala nei primi 3 anni di vita. Ecco, queste sono tutte conquiste che hanno fatto le donne di tutti i gruppi parlamentari, ma che hanno avuto in lei il punto di riferimento principale. E poi ci sono tante altre cose che lei ha fatto. Quella che si ricorda di più è quando è diventata ministro del lavoro, la prima ministro donna della Repubblica. In un solo anno è riuscita a far passare in Parlamento la legge sulla parità salariale tra uomo e donna, che è ancora una legge di principio, ma siamo negli anni 70. Però intanto dal punto di vista legislativo è stabilito che a parità di lavoro le donne debbano percepire lo stesso salario dei maschi. Ma qui introduce altre cose. Per esempio, avevamo ancora la legislazione fascista in cui la donna è vista come soggetto debole da tutelare, quindi la donna non poteva essere assunta in posti di lavoro dove ci fossero trasporto di pesi, la donna non poteva essere assunta in cave, miniere, perché ritenuti lavori non adatti alla indole femminile.
Ebbene, questa legislazione viene abrogata proprio con la legge Anselmi sulla parità salariale perché, uno, ormai lo sviluppo tecnologico non ha più reso indispensabile la forza fisica per effettuare un trasporto di pesi, esistono le macchine. Due, è proprio l'idea di principio che va tolta. La donna è uguale all'uomo, non deve essere difesa, tutelata perché ritenuta inferiore dal punto di vista fisico, psicologico. Ecco, questa è un'altra grande conquista, ma attenzione, non è che siano passate così queste cose. In Parlamento ho dovuto lottare parecchio per ottenere queste affermazioni che a noi oggi sembrano ovvie, anche se in realtà tanto ovvie non lo sono. Come forse non è così ovvio e così scontato anche le proposte sull'educazione sessuale fatte da Tina Anselmi. Vuoi dirci qualcosa a questo riguardo? Ecco, bisogna fare una premessa. Come ti dicevo prima, il tema principale è la dignità della persona. La dignità della persona e soprattutto l'assunzione di responsabilità da parte delle persone stesse. Ecco, è in questo quadro che lei, e questa volta non ce l'ha fatta, ma ha tentato più volte di proporre leggi che tutelassero la persona. Quindi quando lei propone una legge contro la violenza sessuale, non la propone tanto per tutelare la donna, ma per tutelare la persona, perché chi compie un atto di questo genere contro un altro essere umano, contro un'altra persona, va perseguito perché viola un principio fondamentale che è il principio di libertà, la libertà sessuale della donna. Questo passaggio avrebbe permesso di evitare ciò che accade, spero non accada più, perché no, nelle aule di tribunale, che quando una donna denuncia una violenza molto spesso viene trattata come vittima, costretta a enunciare una casistica che è odiosa. In questo modo non serve più, perché il reato è violazione della dignità della persona e quindi basta questo per intraprendere un'azione penale. Ovviamente una cosa di questo genere ha avuto in campo maschile opposizioni enormi, non è passata. L'educazione sessuale nelle scuole l'hanno presa in giro. Goffredo Parise ha detto che la Tina Anselmi vuole insegnare nelle scuole l'educazione sessuale come si insegna l'analisi logica. E allora lei in Parlamento, nel suo intervento con cui accompagna questa proposta di legge, si dice perfettamente d'accordo con Goffredo Parise, ma lei non vuole una materia educazione sessuale. Che cos'è l'educazione sessuale per lei? È semplicemente insegnare ai ragazzi il rispetto reciproco. E questo deve essere fatto nell'ambito secondo lei, nell'ambito di tutte le discipline che si insegnano. Perché tutte le discipline, nel momento in cui insegnano ai ragazzi il rispetto reciproco che ci deve essere tra i ragazzi e le ragazze, fanno educazione sessuale. Il rispetto, questa la dignità della persona, questi sono i principi cardine che lei voleva introdurre in questo disegno di legge e poi ovviamente con degli esperti che dessero le giuste informazioni ai ragazzi. Il pericolo era di ridurre l'educazione sessuale alla genitalità e quindi di farne una cosa al massimo di igiene. Questo non è l'educazione sessuale è proprio l'educazione al rispetto reciproco e a ognuno che garantisca all'altro la propria libertà in tutti i campi. E poi dice una cosa che per una cattolica potrebbe sembrare un po' stravagante. Allora, il mondo cattolico fin dal Medioevo ha identificato la sessualità con il peccato e quindi la persecuzione delle donne è stata fatta fin dal Medioevo perché identificare col peccato. Ebbene, una laica cattolica come Tina Anselmi dice in Parlamento che bisogna separare queste cose. Non è più la sessualità da intendere come colpa o come peccato, ma come, e qui è una cosa a mio avviso modernissima, una forma di comunicazione. È una forma di comunicazione e comunicare è ciò che rende l'uomo diverso
dagli altri animali, la capacità di comunicare nel rispetto reciproco. Ecco, questa dovrebbe essere la sessualità per Tina Anselmi. Certo. Non rifugiarsi nell'angelismo che è disumano, non ovviamente all'estremo opposto l'edonismo che anche questo è disumano, ma un giusto equilibrio che garantisca la piena affermazione dei ragazzi e delle ragazze anche in questa sfera molto delicata, molto complessa, soprattutto alle elementari chi ci ascolta, che è la sessualità. Ecco, questo sorprende e di questo lei però e anche i suoi biografi non è che abbiano tanto indagato questa parte, anche perché, come potete ben immaginare, è una parte che non è passata in Parlamento, questa non è passata. Certo, quindi sì, effettivamente parlando di Tina Anselmi capita spesso di trovare delle cose che non ci si aspetterebbe, giusto? Ecco, sentite, io a questo punto chiederei un po' ai ragazzi dicendo che se vogliono interagire con noi Certo. possono sfruttare lo strumento della chat e inviarci insomma delle domande. Io le sto seguendo, se arrivano io le trasmetterò a Mauro Pitteri. Nel frattempo, in attesa dell'auspicabile arrivo di queste domande, io così vorrei contestualizzare un po' quello, chiedendo anche a Mauro se ci vuol dire qualcosa a questo proposito. Alle nostre spalle, alle sue spalle, non alle mie, alle spalle di Mauro Pitteri c'è il lascito Tina Anselmi che come sapete ha lasciato molti dei suoi libri e molti dei suoi materiali alla nostra biblioteca, alla biblioteca comunale di Castelfranco Veneto. In particolare quei libri grigi che stanno dietro a Mauro Pitteri sono gli atti dell'inchiesta parlamentare sulla P2, che è un altro tema, direi, no? Enorme, insomma, è molto delicato. E quindi dico anche ai ragazzi insomma, che se avessero delle curiosità presenti o perché no future, si ricordino che nella biblioteca comunale di Castelfranco Veneto ci sono questi ma magari bisognerebbe dirglielo, perché non credo che sappiano, per fortuna loro, che cos'è la P2. Prego, infatti. P2 sta per Propaganda 2, è una loggia massonica che lavorava in segreto, a cui hanno aderito generali dei vari corpi d'armata, politici, industriali, insomma i nomi sono elencati proprio nell'inchiesta. E praticamente era un controstato, un qualche cosa che voleva impedire in Italia una svolta verso, chiamiamola sinistra per capirci. Erano gli anni 70, gli anni in cui l'Italia aveva avuto una forma di governo chiamata solidarietà nazionale, governi nei quali appunto la Anselmi è ministro, che aveva aperto al Partito Comunista. Eravamo ancora in guerra fredda, quindi che in un paese occidentale un partito comunista andasse al governo creava parecchie preoccupazioni, non solo nei nostri alleati americani, ma anche in certi settori politici italiani. Ecco, questa loggia aveva organizzato cose che erano legate anche al terrorismo, a un modo eversivo per spaventare il paese e quindi favorire una soluzione di un governo forte, non un colpo di Stato come potremmo immaginare in America Latina, ma un sbarrare il passo a quella che loro consideravano pericolosa deriva a sinistra. Ecco, quando viene fuori questa, due magistrati milanesi mandano a perquisire nella villa del capo di questa loggia massonica che si chiamava Licio Gelli la sua casa, trovano l'esistenza di questa loggia segreta. Ne nasce uno scandalo, dimissioni di governo, l'istituzione di una commissione parlamentare e lì la presidente della Camera, che era una donna comunista ma che stimava tantissimo Tina Anselmi, ha un colpo di genio. Lei, comunista, propone come presidente della commissione una democristiana, Tina Anselmi. Tina Anselmi, e questa è una specie di vendetta della storia,
In una organizzazione solo maschile, perché generali, capitani d'industria, solo maschile, lei, presidente donna, che li mette alla sbarra e che con la sua tenacia, che gli deriva proprio, a mio avviso, dalla sua formazione giovanile, dall'aver fatto quell'azione cattolica, dall'aver fatto la resistenza, dall'aver visto la sofferenza delle filandine. Proprio da questa esperienza ha messo di fronte alle loro responsabilità tutta questa serie di personaggi. E poi lo dice poi lei veramente, non è compatibile con la democrazia un'associazione segreta. La democrazia è trasparenza, il segreto non è democratico. Questo è proprio uno dei principali messaggi che si è lasciato. No, volevo dirti, perché adesso il personaggio di Tina Anselmi, sapete che ha avuto un attentato qui a Castelfranco, gli hanno messo una bomba vicino a casa proprio per spaventarla mentre era presidente della OGP2. Ora, tanto per dire il clima, attenzione ai ragazzi alle fake news, ma io non riesco a dirlo in inglese, diciamolo in italiano, alle balle che girano. È addirittura girata una balla che lei gli avrebbero messo una bomba i Novax dell'epoca perché lei era a favore delle vaccinazioni. Certo. Anzi, visto che siamo in tema di vaccinazioni, lei come Ministro della Sanità ha proposto una legge molto semplice, perché voleva obbligatoria l'antitetanica. In campo di vaccinazioni i politici devono fare ciò che dicono gli scienziati. Quindi anziché fare una legge ogni volta che vi è un nuovo vaccino, lei proponeva una legge in cui si stabilisse che ogni volta che il comitato tecnico scientifico stabiliva l'utilità di un vaccino, questo entrasse per legge nell'ordinamento italiano. Tanto per dire oggi da che parte si sarebbe schierata Tina Anselmi nella polemica sulle vaccinazioni. Mauro Pitteri ha una domanda da Marco Giacon, che è questa, te la leggo. Sì. Buongiorno, è mai successo che Tina Anselmi avesse paura di subire delle conseguenze per le iniziative, affermazioni fatte in Parlamento? Certamente che ha paura, ma la paura, caro Marco, l'aveva fin da quando era partigiana. Piuttosto che essere catturate, avevano detto a una ragazza che se fosse stata catturata dai tedeschi doveva fare in modo di togliersi la vita. Questa era la situazione, quindi è una che con la paura ha gestita fin da quando era giovanissima partigiana. Le conseguenze le ha pagate perché poi, quando si è trattato di rieleggerla in Parlamento, anziché candidarla a Castelfranco, dove avrebbe stravinto, l'hanno candidata, e allora il segretario era proprio Forlani, segretario della DC, e il presidente della regione Veneto era Bernini, l'hanno candidata a Oderzo, il clima era cambiato, stava venendo su questo nuovo movimento che era la Lega Veneta, e a Oderzo è stata battuta da un esponente della Lega di cui neanche, a dire il vero, ricordo il nome, e questa è stata quello che ha pagato. Però poi ha continuato comunque a far politica, nel senso che ha cominciato a girare per le scuole e a dire ai ragazzi che, ovviamente dalla sua esperienza, ma che devono assumersi responsabilità, che devono scegliere. Questo andava, e io ho avuto anche la fortuna, come insegnante di un istituto tecnico, di assistere a una delle sue conferenze, chiamiamole così, che non erano conferenze, erano chiacchierate, che faceva per le scuole. Una volta nel 99 è venuta a Mestre e ho portato i miei studenti ad ascoltarla, e aveva proprio la capacità, perché aveva una certa dote anche narrativa, fabulistica, molto meglio della mia, di riuscire a attrarre l'attenzione dei ragazzi. Quindi sì, ha avuto paura e le conseguenze le ha avute, e infatti poi non è stata più rieletta in Parlamento. Certo. Dunque noi ci avviamo piano piano a chiudere questo incontro, perché appunto il nostro, sapendo anche come state i ragazzi operando la didattica a distanza, con la didattica a distanza, sappiamo che abbiamo delle tempistiche abbastanza anche, insomma, strette, certo, e rigorose.
Quindi, dato che siamo così posti il proposito di stare in 50 minuti e siamo proprio sul risico dei 50 minuti, chiederei dunque, anche se due cose le hai già osservate puntualmente, cioè dire un paio di messaggi che da Tina Anselmi vengono per i ragazzi. Uno l'hai appena richiamato e mi pare importantissimo, ed è quello della responsabilità, che forse è, no? L'esortazione delle esortazioni, insomma, no? Di scegliere, di fare scelte responsabili, in sostanza. C'è qualche cosa altro che dal tuo confronto con lo studio dei documenti, delle cose? Ma io direi che proprio questa è la cosa più importante. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Non è un caso, per stare nella cronaca, che ieri la cancelliera tedesca Merkel, una donna, abbia detto davanti a tutti in Parlamento: scusate, ho sbagliato. Ecco, questa è l'assunzione della responsabilità, sia per le cose positive sia che per le cose negative. Però un messaggio io vorrei lanciarlo soprattutto alle ragazze, questo messaggio che Tina Anselmi dava: attenzione ragazze, le conquiste non sono mai definitive. Questa nuova emancipazione femminile non è data per sempre, e lo stiamo vedendo che in tempo di pandemia chi paga di più sono, se uno ha la sfortuna di essere giovane, meridionale e ragazza. Questa, e poi le ragazze in generale. Chi sta perdendo di più posti di lavoro in tempi di pandemia sono proprio le donne, quindi come vedete quello che diceva Tina Anselmi vale. Le conquiste non sono mai per sempre, vanno riconquistate giorno per giorno con l'impegno, con l'entusiasmo e soprattutto con la piena consapevolezza delle proprie capacità. Grazie Mauro, ho una domanda qui proprio sul filo, che mi pare che tu l'abbia comunque un po' risposta. Luca De Anna chiede, crede che ci vorrebbero anche oggi delle Tina Anselmi nelle giustizie politiche italiane odierne? Caro Luca, ci vorrebbero sì, ma probabilmente ce le abbiamo, è che siamo in una situazione tale per cui oggi le donne, avete visto, magari voi giustamente non vi occupate di ciò che discutono i partiti, ma avete visto quanto ha dovuto faticare il nuovo segretario del Partito Democratico per imporre due donne come presidenti delle commissioni parlamentari. Probabilmente le abbiamo delle nuove Tina Anselmi, è che devono riuscire, e dobbiamo riuscire come società, a far sì che tutti, indipendentemente dal genere, dai gusti sessuali, da quello che è, tutti però, se hanno delle capacità, devono essere in grado di dare un apporto al paese per uscire anche da questa situazione. Quindi la risposta ovviamente è sì, ma sono ottimista perché certamente troveremo delle donne che abbiano la stessa voglia, grinta, entusiasmo, capacità di Tina Anselmi, anche perché hanno una grande fortuna, hanno un modello, Esatto. possono andarsi a rivedere tutto ciò che Tina Anselmi ha fatto. Ecco, io direi che siamo in Veneto, ma non voglio correre il rischio di smentite, bisogna rivalutarla questa figura, perché a mio avviso, non dico che sia la più importante, e qui uso il termine uomo in senso generale, politico, che ha avuto il Veneto nella seconda metà del Novecento, ma probabilmente sì. Benissimo. Dunque io ringrazio tutti voi, studenti che ci avete seguito, i vostri insegnanti che hanno sostenuto questa iniziativa, e ovviamente Mauro Pitteri, con il quale è stato piacevolissimo chiacchierare questa oretta. Sapete che questo contenuto sarà visionabile sul canale YouTube della Biblioteca del Museo e dell'Archivio di Castelfranco Veneto, anche al di fuori di questa diretta, quindi se volete condividerlo, consigliarlo, non avete che da farlo. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Mauro Grazie Pitteri, a voi e buona giornata e in bocca al lupo. in bocca al lupo a tutti. Grazie.